Amici bellini, buongiorno, siamo in vigilia, come state? Io sono molto, molto teso, emozionato, nervoso, ma anche eccitato. Quando si dice I'm excited significa che non sono, cioè nel senso, cominciamo. Cercano in tutti i modi di strappargli quel titolo a Avenger, ma non lo ha detto. Ha detto che dobbiamo continuare il lavoro, finire il lavoro. Benvenuto Federico Credentino e a moltissimi nuovi iscritti, mamma mia. Veramente è capace che riusciamo ad arrivare a 26.600 per la fine del campionato tra domani e vabbè. Lasciate il like, please lasciate il like a questo video e giratelo. Mi è arrivato un vocale da mio cugino, volevo salutare, credo si chiami Donato. Faccio un saluto a Donato e chiedo scusa alla partner. Cominciamo, giriamoci, spostiamoci verso la conferenza. Non è qua, sono un po' distratto, no? Sto ancora dormendo. Ecco qua Conte. Molti diversi giornalisti, si comincia con la Rai, c'è Mediaset, Sky con altri inviati diversi, ma vi siete tutti svegliati e se volete venire a cercare un titolo a Castelvolturno mi dispiace, ma le domande sulle finali le abbiamo già fatte noi, quindi non attecchisce. Si comincia quindi con la Rai, lei è uno specialista di queste cose qua. Qual è la voglia? Che voglia? Conte con una santa pazienza c'è voglia di scendere in campo. È stata una stagione bella stressante e poi gli esce una cosa che poi cerca di aggiustare, dice potrebbe essere l'ultima partita. Dice poi di questa stagione, non dice potrebbe essere la mia ultima partita a Napoli, però in qualche modo secondo me è una cosa che non dobbiamo cadere dal pero, vediamo di non cadere dal pero. Potrebbe essere l'ultima partita, leggiamola così, perché potrebbe anche esserci lo spareggio, quindi potrebbe essere l'ultima ma potrebbe essere la penultima, quindi invece di una finale una semifinale. Ovviamente non ci pensiamo e mi rendo conto anche gli amici abbonati si stanno incalzando a vicenda su secondo me resta, secondo me se ne va. Da queste parole intuisco che stiamo facendo una serie di riflessioni sul gruppo. Io ho delle convinzioni che poi sono intuizioni, non ho la verità in tasca. Io semplicemente credo che non sia il momento di parlarne. Lo sapremo, avremo talmente tanto di quel tempo libero. Spero che si risolva subito in modo tale che tu puoi programmare senza perdere tempo. Però finita la partita ci sarà gente che giocherà il mondiale per club, noi ci affanneremo con il mercato, insomma ci sarà tempo libero e ne parleremo ampiamente, ci sarà il recap da fare, insomma ci divertiremo. Iscrivetevi anche al canale Telegram perché domani la live non si sa a che ora parte, quindi sul canale Telegram potrebbe esserci una live perpetua, sempre live, e io vado e vengo dall'altra camera così. Mediaset chiede Napoli è stato più questa è interessante perché è provocatoria. Alla fine il Napoli è stato più in testa rispetto all'Inter nel campionato. Se finisce come deve finire, avrà vinto la più forte o la più brava? Qua ti porta poi a dire siamo stati più forti o comunque siamo stati più bravi. E Conte fa la riflessione su quelli che sono i campionati rispetto alle coppe. Dice io. Si sente di dire qualcosa domani alla gente per questa partita che immagino insomma la consideri come una finale? Grazie. Ho sempre pensato che un campionato lo vince chi ha meritato di più, perché sul lungo non è una situazione tipo i tornei più brevi, insomma li chiama così le coppe, dove sei anche c'è un sorteggio che ti può andare bene, c'è una squalifica o un singolo episodio che ti può far cambiare una stagione, insomma è un po' anche il giustificare la sua carriera, no? Io in campionato sono forte sui campionati sul lungo, magari sulle coppe sono un po' più sfortunato, quindi Conte che giustifica un po' se stesso, e secondo me questa potrebbe essere poi una delle cose che lo può portare a fare delle riflessioni. Dice io adesso ho dimostrato ancora una volta che per quanto riguarda i campionati io sono una garanzia, adesso devo dimostrare al mondo e a me stesso che sono bravo anche nelle coppe.
e io penso che sia legittima come voglia di un allenatore che è ancora giovane e che comunque si considera uno dei migliori al mondo. Credo che non ci sia dubbio su questo. Ci vuole più coraggio, più resilienza, più umiltà, che cosa ci vuole? Ci dia un titolo praticamente. E poi le dispiace per la squalifica. A proposito, non era scontato che Conte parlasse in conferenza. Ricordiamo quando fu squalificato prima della partita, per la partita con il Bologna, non si fece conferenza. Invece questa volta l'ha voluta fare l'ultima conferenza, c'è voluto essere, non ha mandato stellini, in teoria non potrebbe essere poi dopo, insomma, né negli spogliatoi né a contatto con i ragazzi, dovrebbe stare in tribuna, lui ce lo dirà, cuore in tribuna, un cuore in panchina, e quindi potrebbe poi dover parlare stellini. Ricordiamo, Spalletti poi faceva parlare i collaboratori nel finale, ma era una situazione completamente diversa. Conte riprende, ignora completamente la roba della resilienza, ne abbiamo già parlato, e dice sì, io sono stato uno specialista, ritornando al discorso di prima, in vittorie, ma sono anche uno specialista in sconfitte, nel senso che sono sempre spesso arrivato nelle condizioni di giocarmi partite importanti, quindi ci sono quelle, e ovviamente dispiace per la squalifica, eccetera eccetera. Come ha passato questi giorni? Non ho proprio capito come. E Conte è incredibile. Io ero pronto a questa domanda già a darvi una risposta sarcastica con tutte le foto di Conte al ristorante, e pensavo di fare una battuta, invece no, Conte mi anticipa e dice proprio: io mi distraggo quando mangio, quando dormo, quando vado a dormire, se poi mi sveglio poi ricomincio a pensare, sto bene quando mangio. Insomma, è bellissimo, perché poi secondo me non lo ha fatto nemmeno casualmente. Conte è stato molto in giro per la città, ricordiamoci che in più passaggi lui ha detto: io non ho nessun problema con l'ambiente dei tifosi, quando lui parla di ambiente parla di ben altro. E lui si è fatto vedere volentieri ed è stato sempre disponibilissimo, lui come Oriali, come gli altri, a tuffarsi nella folla, a farsi fotografie, sempre molto disponibili. È andato in tutti i ristoranti della città e della provincia, si è divertito a base di pesce, la pizza di qua, la pizza di là, una bella felle carne, insomma l'abbiamo visto anche a volte. Qua lui mente perché dice magari quando mangio mi distraggo, invece no, anche a tavola lo abbiamo visto con gli iPad studiare le partite. È un ossessionato e su questo non c'è dubbio. E poi dice: questa, finalmente possiamo dirlo, è la partita più importante, perché definisce una stagione, la definisce o ottima o superlativa. E ci siamo. Poi arriva Ugolini e fa pure il tipo: ma questa partita va giocata. Fa proprio il tipo: ma parliamo di campo. È bello, improvvisamente fa lui il tipo che vuole parlare di campo. Il quadro, la situazione, gli infortunati, e fa bene a dire qua Juan Jesus si è autoproposto con quella storia su Instagram e io l'avevo accolta come possibilità, e invece Conte ci fa sapere, dice: la situazione non è cambiata e quelli che stanno meglio sono quelli che hanno giocato, di conseguenza possiamo aspettarci, credo, un Napoli che cominci con lo stesso 11 solito dell'ultimo periodo. Chiamatelo 3-5-2, chiamatelo come volete, gli interpreti saranno quelli, con Oliveira, credo con Raspadori, utilizzando poi Neres nel secondo tempo, che sta maturando più minuti nelle gambe, ma ancora forse non ne ha per cominciare dall'inizio. Te la vuoi tenere l'arma, io mi rendo conto, te la vuoi tenere l'arma per poter scompaginare nel secondo tempo, nel caso in cui tu ne abbia bisogno. Una partita che magari risulta bloccata, risulta ostica, un Neres ti può cambiare la partita. Lo abbiamo visto anche negli ultimi minuti contro il Parma, poi non ce l'hanno fatto fare, però Neres l'aveva fatta la giocata. Quindi mi sa che si può cominciare così, e poi il Napoli comincerà forte, su questo non abbiamo dubbi. E infatti arriva la domanda: lei che cosa vuole fare? Vuole aggredire subito, e Conte sviscera praticamente il come sempre, nel senso che abbiamo sempre fatto così. E qua non è che è Conte che si è iscritto al canale come voi, non è che è Conte che lascia il like come voi, è semplicemente nell'analisi si è visto che il Napoli comincia sempre forte. Lei ha coniato il termine amma fatica a inizio, adesso camma fa, e qua lui voleva proprio, il giornalista voleva proprio la risposta amma vincere, e invece Conte
con molta calma, anche domani a ma faticare. Perché poi te l'aveva già data la risposta, andiamoci a prendere lo scudetto, già te l'aveva data la risposta a effetto a fine conferenza della partita precedente. Anche domani. Io poi vi ho dato un altro titolo, voi per forza volete, ti insiste quello. Quindi il termine, lo slogan, proprio dovete scrivere una cosa. Già ve l'avevo data contro l'Inter, per esempio, se vogliamo possiamo, e non vi basta. Il lavoro va finito, e penso che sia questo il titolo, il lavoro va finito. Che stagione è stata, se deve fare un bilancio anche suo, personale, stagione impegnativa. Ripete Conte il fatto di aver ricevuto prima di aver dato da questa piazza, e ha sentito una pressione importante anche per voler ripagare di questo affetto ricevuto sulla fiducia, sulla carriera, sulla carta, prima che lui ci dimostrasse quello che fosse capace di fare in campo. Vuole dire qualcosa ai tifosi, sente di dire qualcosa ai tifosi, basta, ma basta, vabbè. Non devo dire niente, abbiamo avuto tutto già dai tifosi, ai tifosi non devo dire proprio niente. E poi si chiude con le polemiche arbitrali, dice l'Inter si sono anche permessi, si sono divertiti di contestare l'arbitraggio. Ho letto che sono usciti dossier e cose varie. Lei però il Napoli non ha detto niente, né lei ha detto niente per quanto riguarda il finale della partita col Parma, che ci poteva portare a questa partita con tutto un altro mood e con tutta un'altra tranquillità. Conte ripete che quello che doveva dire già l'ha detto, e qualche arbitro ha anche apprezzato. Poi aggiunge, e fa bene, cioè dice gli italiani sono comunque i più bravi, e ve lo dico io che ho allenato anche all'estero. Sul VAR però dobbiamo lavorare, ci dobbiamo lavorare, perché io ancora non ho capito quando è che il VAR può intervenire, non può intervenire. A noi ce lo spiegano tutte le settimane dicendoci una cosa diversa ogni settimana, di conseguenza c'è confusione anche tra gli addetti ai lavori, tra quelli che poi vanno in campo, e si devono aspettare una continuità di regolamento che non c'è mai. E ho notato, dice Conte, che alla fine un po' tutti si sono lamentati quando poi hanno toccato il loro orticello nello specifico, però quando l'ho fatto io, titoloni sui giornali, ovviamente, perché solo io sono stato insultato, che Conte si lamenta, mentre quando lo hanno fatto gli altri è stata naturale, normale amministrazione. Quindi io lo devo sapere che quando parlo io ho più risonanza, ed è normale che sia così. Tant'è, grazie a tutti, ciao ciao. E insomma ragazzi, ci siamo, ci siamo. Conte che sa che siamo arrivati all'epilogo di una stagione che, vi ripeto, bella lunga. Io non penso che lui, quando ha accettato l'incarico, pensasse di venire al Real Madrid e di trovare tutta una situazione. Io sono convinto che lui rapporti di amicizia tra le famiglie pregressi, insomma tra la famiglia De Laurentiis e la sua famiglia, viene, ma proprio perché ce lo ha detto lui, e a me è sembrato molto sincero Conte in tutta la stagione. Dice: io vengo per dare una mano, e una mano ce l'ha data, perché ci ha rimesso in piedi, dopo un 10° posto, anche arrivare secondi è già, tra virgolette, un miracolo. Poi è chiaro che in questo miracolo tu ti appoggi anche alle sciuliate degli avversari, e non c'è dubbio. Contemporaneamente ha rilanciato se stesso, perché le ultime adesso si potevano divertire. Quelli del Tottenham dice: allora con Conte tu fallisci, invece anche al Tottenham si può fare, certe cose si possono fare, perché hanno vinto un trofeo finalmente, con Conte no, quindi. E invece ha rilanciato anche se stesso, imponendosi come una garanzia, l'allenatore garanzia. Se tu accetti le sue condizioni, il suo staff, il suo ingaggio e i suoi consigli, lui ti porta a termine una stagione, qualsiasi sia il punto di partenza. Quindi Conte ha rilanciato noi, ha rilanciato se stesso. Secondo me gli hai dato l'alibi per la via d'uscita, ma io non credo che si tratti solamente di soldi, di mercato, perché se la pensi solamente così, secondo me semplifichiamo un sistema un pochino più complesso. Io credo che Conte abbia l'ambizione
di vincere e magari di vincere anche, di giocarsi le sue possibilità di vincere una Champions. È un allenatore ancora molto giovane, e se si rende conto che la forbice tra quelle che sono le grandi squadre e le squadre più piccole che comunque tentano di competere si sta allargando sempre di più, e non parliamo solo di ingaggi, parliamo di strutture, ecco perché lui ci dice il centro sportivo, lo stadio, è quasi impossibile competere contro squadre che hanno alle spalle delle aziende con i fondi illimitati, e quando non li hanno possono fare debiti illimitati, e tu stai con la tua aziendola familiare che fa di tutto, si arrabatta, cerca di fare le plusvalenze per rimanere a galla, e così, ma sei troppo il competere con questa piccola realtà contro questi colossi che poi alla fine vanno avanti in qualche modo. Pensa al Barcellona che non poteva firmare la gente, si vende cose che non ha pur di rimanere a galla. Non puoi competere con questi qua alla lunga, ti sfianca, ti fa perdere anni di vita fondamentali che poi tu potresti sfruttare per portare dei trofei a casa, e sappiamo quanto Conte sia ossessionato dalla vittoria e sia terrificato, sia Conte è terrificato dalla sconfitta, e questo è anche il perché Kvara se n'è andato a gennaio, è andato a vincere un campionato ed è andato a giocarsi una finale di Champions. È un anno che avrebbe perso per questi 6 mesi per rimanere con noi, perché noi siamo noi e voi non siete nessuno. Tiene una finale di Champions in più sulle spalle, all'età che ha, 23 anni, quanti ne ha, e non si arriva in finale di Champions tutti gli anni. Da New York, Valerio Fluido è tutto, non pensiamo al futuro ancora, anche se mi è risultato inevitabile parlarne. Il tacchino è trasparente, ma un po' come le parole di Conte, dipende da come le volete leggere, onestamente. Da New York ve l'ho detto, e allora lasciate il like, dai. Mai, il tutto delle sciare di una